Ero appena rientrata che ho il terreno adiacente qua alla casa agricolo e sono andata a fare alcuni lavoretti che ho anche dei polli. E niente, sono appena rientrata e sento questo boato, mi affaccio fuori e non mi sono resa conto che era un aereo, un ultraleggero. Ho preso il telefono, ho chiamato subito il 118. Era appena rientrata in casa Michela Pellizzari quando un ultraleggero le è piombato in giardino, spezzando la quiete di un sabato mattina come tanti alle porte di Trevignano. La scena, visibile anche dalla strada principale, è tragica quanto surreale. La carlinga schiantata, la fusoliera quasi in verticale, le ali adagiate a terra. L'impatto alle 11 del mattino è stato così potente che non ha lasciato alcuno scampo a Lanfranco De Gennaro, 71 anni, e alla moglie Lucia Buccieri, 70, il primo generale dell'aeronautica in congedo, la seconda maestra in pensione. Una vita trascorsa tra Grado e Treviso. La coppia era decollata da pochi secondi dal vicino campo di volo San Gaetano, direzione Campoformido, a sud-ovest di Udine, quando qualcosa di irreparabile è successo a circa 40 metri di altezza. Quello della signora Pellizzari è il racconto di minuti interminabili. Accorrono anche i vicini. Li abbiamo visti accasciati con la testa per giù, non si vedeva la faccia perché i capelli li coprivano e niente, se pensava fossero. Non li abbiamo toccati perché in quelle condizioni era meglio non toccarli e aspettare che arrivasse i soccorsi. In vicolo Alpini arrivano uomini e mezzi, su M118 e vigili del fuoco. La mobilitazione è generale. Ho sentito che hanno detto, il medico ha detto annulliamo l'elisoccorso perché sono morti. Una scena davvero surreale. Una scena surreale. Nella mia vita non ho mai visto una cosa così. Le indagini portate avanti dai carabinieri vengono coordinate dalla procura. L'ENAC apre a sua volta un fascicolo: perdita di carburante, guasto meccanico, che altro, ogni ipotesi al vaglio. Di certo De Gennaro era un soggetto espertissimo. Sul posto anche il sindaco Bonesso, viste le modalità davvero poteva essere una strage. Io sono stato avvertito alle 11:20 che era successo da pochissimo dai vigili del fuoco e che si sono comportati con grande professionalità come tutte le persone che sono arrivati qui per soccorrere in questo incidente veramente terribile. Nella tragedia c'è stata anche un po' di fortuna che non ha preso l'abitazione, che è veramente vicinissima dove c'è stato l'impatto col terreno. Poteva anche succedere qualcosa veramente di più grave. Mi dispiace tanto per loro, ma sono provata anch'io, anche perché, come vede, è da stamattina alle 11 che siamo qua in balia di tutta questa cosa.